perché qua tutte queste fabbriche sono chiuse. Da un anno all'altro siamo passati da uno stato di benessere a uno di disoccupazione. Rispetto all'anno scorso, luglio, quest'anno, il 70%. Perché innanzitutto le vendite sono calate. Non ci sono più clienti. Gli operai li abbiamo licenziati. Giriamo le dita perché non c'è lavoro. Voci dalla Sardegna, dal mondo del lavoro, non i clamori delle grandi industrie di Alcoa o del Sulcis, ma piccoli imprenditori, realtà minime, schiacciate dalla crisi che porta con sé migliaia e migliaia di posti di lavoro, in una terra dove, secondo l'Istat, la disoccupazione nel primo trimestre del 2012 è al 16,2% contro il 10,9% del dato nazionale e dove la povertà delle famiglie è al 21,1%, la più alta in Italia.